e Giorgio Tronca, prima il Veneto. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Tronca, grazie molte. Allora, Giorgio Tronca, il Veneto purtroppo è lastricato nella storia di tragedia. Questo Veneto, da Veneto, come lo vede? Allora, innanzitutto, direttore, grazie di avermi dato la possibilità di esprimere il mio parere. Innanzitutto cordoglio per quello che è successo a Venezia, appunto speriamo che non succeda più e non che sia da guardare tanto per il momento, non sapendo il motivo per cui questo è successo, se limitiamo a dire dare il nostro cordoglio a tutti quanti coloro che si sta coinvolti più o meno. Ora, per quanto riguarda queste robe qua, mi ascoltai i discorsi fatti e ho sentito che si parlava di sicurezza, che si parlava dei dottori, dei medici, dottoressa che spiega chiaramente che c'è un problema dei medici abbastanza rilevante, che c'è il problema dell'inquinamento che non sta ancora nominato, però abbiamo visto che siamo tra le zone più inquinate in Europa. Cioè rendiamoci conto che la manutenzione ormai, come si sta sottolineando più volte, non viene fatta come dovrebbe essere fatta, che se quasi quando succede qualcosa e le robe succede piuttosto spesso, non si capisce bene, che c'è tante informazioni, che c'è le televisioni che mi dice miriade di robe, che c'è fatica anche a capire cosa realmente, tante volte, direttore, tante volte non si capisce neanche dopo decenni realmente cosa è successo. Vediamo il Vajont, come che si sta dito. E cosa mi fa pensare sta roba qua? Sta roba qua mi fa pensare che stiamo come viaggiando su un paese, mi parlo del Veneto, dove abbiamo un'influenza tale che non riusciamo più a gestire le nostre forze. In altri sensi portare, per esempio, per fare le robe con cautela, invece siamo talmente separati da un qualcosa che mi coinvolge tutti, che esiste sostanzialmente, che ormai al giorno d'oggi mi ho 50 anni passati e vedo che si è perso tanti valori che sono importantissimi, L'unica roba che ha valore cosa sia? Se il dio denaro, poter fare, non che sia più la volontà di credere, cioè in qualcosa, di costruire, di fare, per esempio, per il bene sociale, per il bene della comunità. No, se siamo diventati tutti molto egoisti, pensiamo alle nostre robe e siamo guidati, gestiti da un sistema che non mi permette di sviluppare le nostre qualità, le qualità che abbiamo sempre avuto da millenni, dottore, perché il Veneto è sempre stata una nazione molto, molto importante sotto tutti i punti di vista. Adesso mi sento come schiacciato, no? Dicomi, per esempio, un'ipotesi, come giustamente ha sottolineato il dottore a fianco mio, cioè se sta lì a discutere i schei per ponte sulla strada, cioè cominciamo a pensare che prima di fare qualcosa di così importante, imponente, che non sappiamo neanche se la faremo, dobbiamo da cercare di pensare alle robe esistenziali, che sono esistenziali non tanto per gli altri, ma mi sono abituato a guardare il bene dei miei fiori, cioè cercare di costruire qualcosa per lui. Così abbiamo progetti talmente, pensiamo alla sicurezza, pensiamo all'ambiente, pensiamo alla medicina, pensiamo alla salute di tutti, invece di andare a perdersi in tutti questi, perché dopo si discute, ognuno dice la sua, è più grande che lei, più grossa è dice, come dico io, no? E non si capisce bene, e si va a perdere, cioè l'effetto che fa queste notizie le mi fa perdere agli altri di buona volontà, le mi fa perdere proprio il senso della vita, il senso della comunità, il senso di fare qualcosa per il bene di tutti che vada il domani. No, essere così materialisti da dire penso a me, penso alle mie robe e non faccio assolutamente niente, cioè di quello che viene dopo non mi frega niente. No, ho sbagliato. Giorgio Tronca.
Cosa penso di questa roba qua? Sì, si viene fuori sempre sti fatti qua che mi tortura giorni per televisione, questo che ha detto questo che ha detto che altro, una volta dice una roba, dice un'altra. Mi ho capito, c'è qualcosa che non va. E tutto quello che sta succedendo è anche colpa nostra, perché che possiamo fare sti qua quello che vuoi. Cioè, questi qua mi sta facendo veramente delle robe, ma nessuno dice niente, nessuno contesta, nessuno protesta, nessuno fa minimamente niente. Che si tanti argomenti, ma che ne sia una marea di argomenti che potremmo trattare, che ne sia una marea, che sia la destra, la sinistra, le fa parte tutti della stessa famiglia, rendiamoci conto. La sia una famiglia unica, non che sia più, non che sia altro che delle persone che mi fa credere di scontrarsi, questo è un concetto mio, di scontrarsi per farmi altri andare in certe direzioni che dopo 2 mesi capiamo che si sbaglia. Sono sempre più convinto, che rappresento prima il Veneto e continuerò sempre a rappresentare prima il Veneto. Gero leghista, di quello che sta facendo adesso il leader di quel movimento lì, mi viene il volta stomaco, se la parola forse più giusta, perché non che sia più gli ideali politici per cui è nato tutto, cioè mi ero un combattente della volta e vedere questo qua che come dice una roba, domani dice un'altra, mi fa venire un attimo schifo queste robe qua. E nell'ambiente in cui siamo, se è tutto così contorto, tutto, non che sia giustissimo il discorso, per esempio, che venga eliminati gli atti, perché? Cioè, perché deve essere qualcuno che nasconde a chi, ma soprattutto cosa? Cosa che sia che viene nascosto? Cioè, nati che come le pecore, no? Mi sta trattando come le pecore. E mi dice di qua, di là, finché saremo tutti a fine che fa le pecore, che non si mica quelle di tosare le sue, no? Perché prima è tosa, dopo fa brutta fine. Siamo gli altri, la colpa è anche nostra, perché non abbiamo la forza e la volontà di reagire. Siamo fermi, aspettiamo sempre che qualcuno faccia qualcosa per gli altri. Veneto indipendente, l'ultima soluzione. Dica Tronca, dica. Volevo solo, oggi è il 6 ottobre, domani sarà il 7 ottobre. Il 7 ottobre del 1572 è stata una grande battaglia a Lepanto, dove che non vi ricordava nessuno, dove la Repubblica Veneziana, e parliamo 300 anni prima che nascesse l'Italia, la riuscì a fermare col contributo degli spagnoli e anche di tutti i cristiani i musulmani che stavano invadendo l'Europa. Dunque, se non fosse stata la Repubblica Veneziana, un po' parlarissimo turco tutti quanti e magari non si è anche vietato di mangiare il maschio, neanche potessimo mangiare costosini al maschio e via San Marco.